Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Come sempre, notizia di servizio alle 12:30 saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per la conferenza stampa del presidente Luca Zaia che farà il punto della situazione. Oggi, lo sappiamo, giornata cruciale, importantissima, perché ogni venerdì arriva la revisione delle zone, dei colori delle zone in cui sono suddivise le regioni d'Italia. Si parla da qualche giorno ormai di un possibile, ipotizzabile, speriamo non plausibile, ingresso del Veneto in zona arancione che comporterebbe tutta una serie di stravolgimenti per la quotidianità alla quale ci siamo abituati. Se ne parlerà con Zaia, cercheremo di capirne di più non appena avremo la notizia della nuova lista dei colori delle regioni, ve la daremo, poi vi diamo appuntamento ai nostri telegiornali di questa sera, TG Bassano, TG Vicenza e telegiornali dei nostri emittenti, per chiarire un po' come sarà andata la giornata. Per chiarire invece come è andata la giornata finora abbiamo la nostra Valentina Visentin in collegamento da Padova, che vediamo con alle sue spalle una delle porte più celebri della città. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, sono a Piazzale Pontecorvo, alle mie spalle proprio la storica porta liviana di Piazzale Pontecorvo. Perché siamo qui? Perché questa sera vi racconteremo le reazioni dei commercianti di questa zona, che presto dovrebbe essere sottoposta ad un'importante opera di riqualifica con la pedonalizzazione di un tratto che adesso invece è dedicato alle auto e ai parcheggi. Questa parte verrà invece pedonalizzata e sono molti i commercianti che vedono con favore questo intervento, proprio per consentire una maggiore continuità con Prato della Valle e quindi portare anche il flusso pedonale in questa zona. Parcheggi che poi verranno spostati poco lontano, ma che quindi saranno poi usufruibili anche dai residenti. Commercianti che dicono: ci piace questo progetto, vogliamo essere anche coinvolti per dare anche noi qualche indicazione, visto che viviamo la zona da tantissimi anni, e queste sono tantissime anche le attività che ci sono in questo angolo così bello di Padova, e tra le altre cose molto vicino all'ospedale. Sappiamo infatti che è una delle porte, sia dal punto di vista fisico, architettonico, ma anche dal punto di vista proprio dell'ingresso verso il centro storico di Padova, quindi bene a sapersi. È incastrato tra l'ospedale, Prato della Valle e il Santo, quindi insomma alcune mete che insomma per Padova molto importanti. Sono molto importanti, confermo. Valentina, abbiamo anche una notizia di cronaca abbastanza interessante. Sì, infatti parliamo della Cineplex di Due Carrare, uno dei primi multisala della provincia, che in questo periodo di chiusura è stato a più riprese vandalizzato e danneggiato da una baby gang che è stata scovata proprio nelle scorse ore dai carabinieri. I vandali sono ragazzini poco più che sedicenni che hanno approfittato della chiusura per entrare e saccheggiare tutti i distributori automatici con bevande e patatine, popcorn e noccioline, ma non solo, hanno distrutto gli arredi, rotto vetrate, utilizzato gli estintori e spruzzando la schiuma su tutte le poltroncine delle sale. Quindi abbiamo sentito i proprietari, si stima circa 100.000 euro di danni, e la cosa drammatica è che queste due proprietarie non potranno riaprire, se ci sarà la riapertura a fine marzo del cinema, ma dovranno tenere ulteriormente chiuso fino a settembre e cercare di far fronte a questo danno inestimabile, circa 100.000 euro. Hanno chiesto di poter parlare anche con questi ragazzini, ma a quanto pare i genitori si sono rifiutati. Quindi insomma una situazione che da un lato rispecchia un po' quello che sono le conseguenze indirette del Covid, il disagio giovanile che provoca queste baby gang che devono sfogare in qualche modo la solitudine, della mancanza di punti di riferimento, della didattica a distanza, della mancanza di luoghi di socialità, e anche dall'altro lato di attività come i cinema che rimangono vuoti e chiusi e quindi sono proprio preda dei vandali. A posto naturalmente che non esistono scusanti per un atto del genere, ma questo non serve dirlo. Con la redazione padovana ci stiamo anche occupandoci di sentire psicologi, persone che sono coinvolte in queste dinamiche molto complicate. Ne parleremo a breve, mi pare, Valentina.
Sì, stiamo cercando appunto di capire anche con gli psicologi quali sono le modalità per poter gestire questo vuoto che sta un po' interessando i giovani, soprattutto gli adolescenti. Valentina, allora noi andiamo a Poi vedere... tra le altre notizie, oggi dovrebbero arrivare, tra le altre cose, gli esiti dei 192 tamponi effettuati sulle 4 scuole dell'Alta Padovana interessate dai contagi dovuti alla variante inglese. Entro la giornata, quindi non si sa se già appunto riusciremo a dare la notizia, però c'è grande attesa per capire come si sta propagando il focolaio di variante inglese nell'Alta Padovana. Ricordo che noi del TG Bassano l'abbiamo dato proprio in diretta, stavamo uscendo dal telegiornale, è arrivata la notizia, siamo riusciti a darla nel momento stesso in cui è uscito, e così anche le famiglie che si trovavano coinvolte hanno avuto qualche minuto in più, qualche ora in più magari per organizzarsi. Allora speriamo di poter dare queste informazioni stasera perché sono veramente importanti. Pare comunque che quello che sta succedendo adesso nell'Alta Padovana debba poi succedere come dinamiche, come scelte anche in molte altre scuole, perché si va, sembra verso la didattica a distanza, però su questo è uscita, no, abbiamo ancora Valentina, è riuscita per qualche istante dal collegamento. Dicevamo, è plausibile che si vada verso la DAD, anche a Padova si tira quest'aria? Sì, Padova è osservata speciale perché ovviamente è la provincia con più alto numero di contagi. Al momento, come ha detto ieri il governatore Luca Zaia, sono 200 contagi ogni 100.000 abitanti. Lo ricordiamo che il termine fissato dal DPCM del governo Draghi è di 250 contagi ogni 100.000 abitanti, che fa scattare automaticamente la zona rossa per la città e quindi la chiusura di tutte le scuole, dalla materna alle superiori. Valentina, se ci saranno altre notizie non esitate a richiamarci. Grazie per queste importanti informazioni. Grazie. Ora noi vediamo subito il servizio sul Cineplex. Grazie, buon lavoro. Grazie. Andiamo a vedere allora questo servizio, questi vandalismi, 100.000 euro di danni causati da ragazzini all'interno di un cinema della provincia di Padova, cinema che sperava di poter riaprire secondo la norma fra pochi giorni, che invece pare che dovrà riaprire, se riusciranno a rimettersi in sesto dopo l'estate. Ecco il servizio. Una furia devastatrice, quella di 16 ragazzi tra i 14 e i 18 anni che hanno letteralmente distrutto il multisala Cineplex di Due Carrare. Danni stimabili intorno ai 100.000 euro, quelli che il gruppo di vandali, quasi tutti minorenni, hanno procurato alla struttura in questi 4 mesi di chiusura del cinema, entrando 3 volte e distruggendo tutto quello che gli capitava a tiro, servendosi addirittura di una mazza. Hanno preso ammazzate dei distributori automatici, non per prendere i soldi ma proprio per romperli, perché infatti sembrava una cattiveria proprio. E poi la volta dopo che sono venuti, spaccando ovviamente le porte d'ingresso, la porta sopra, hanno finito l'opera prendendo gli estintori e svuotandoli sulle poltrone delle sale. Dalla vernice spray sui muri imbrattati, con cui si sono addirittura firmati Baby Gang, alla schiuma degli estintori spruzzata sulle poltroncine. Un accanimento partito ad ottobre dall'ingresso furtivo, forse in cerca di un luogo appartato per bivaccare, di cui a poco sono entrati in possesso, distruggendone l'interno. Dagli uffici, di cui hanno scassinato le porte e distrutto computer e scadenzari, ai distributori di snack razziati. Una devastazione che è costata la denuncia ai 16 ragazzi per furto aggravato e continuato e danneggiamento in concorso dopo una segnalazione arrivata ai carabinieri. Michela e Adriana, che gestiscono la multisala da 6 anni, sarebbero state anche disposte a ritirare la denuncia. Noi avevamo voglia di incontrare i genitori perché pensavamo di poter ritirare la denuncia e di poter, tra virgolette, salvare in qualche modo, solo che i genitori non ci vogliono incontrare, non ci vogliono neanche chiedere scusa. E quindi di conseguenza la denuncia è partita, noi ci costituiremo parte lesa. Ma oltre al danno, la beffa, avrebbero dovuto riaprire come da DPCM il 27 marzo, ma la chiusura sarà fino a settembre, tempo necessario per fare i lavori. In questa condizione non possiamo riaprire prima di settembre. È una cazzata. Molto interessante questa, anche la ricaduta
che non è immediata, è a medio raggio, quindi per un'attività che avrebbe potuto riaprire in teoria, vediamo poi cosa succederà, si chiudono invece le porte per altri mesi, quindi un periodo ancora più complicato da superare. È una notizia di cronaca nella quale si compenetrano situazioni di disagio giovanile, situazioni di disagio lavorativo ed economico da parte dei gestori del cinema, una comunità che si interroga, quindi è una notizia che farà sicuramente discutere anche nei prossimi giorni. Noi ve ne daremo conto come sempre nei nostri telegiornali. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, tutte le notizie dal Veneto. Abbiamo sentito poco fa le notizie da Padova. Allora, da una parte i lavori di riqualificazione di Pontecorvo, ma è una cosa che riguarda molto Padova. Quel che riguarda invece un po' tutti noi, perché sono vicende che accadono sempre più spesso, sono i vandalismi che un gruppo di ragazzini e ragazzine hanno portato all'interno di un multisala, un grande cinema della provincia di Padova a 2 Carrare. I danni ammonterebbero addirittura a 100.000 euro, scusate, e le proprietarie raccontano ai nostri microfoni di aver tentato di raggiungere le famiglie per parlare, per trovare un accordo, per chiarire un po' questa situazione. Si sarebbero viste sbattere solo porte in faccia, quindi una situazione che va seguita e di cui vi racconteremo nei nostri telegiornali e anche sui nostri social, ovviamente, perché tutto quello che passa nel TG passa poi anche sulla pagina Facebook, sul nostro canale Telegram. Allora, dovremo andare fra pochi istanti a Vicenza, dove la nostra Gabriella Basso dovrebbe essere già pronta per un collegamento per raccontarci le ultime novità dalla città. Prima di andare a Vicenza, però, vediamo notizie, visto che domani e domenica, anche in vista di un'ipotetica zona arancione a partire dalla settimana prossima, saranno molte le persone che saliranno in montagna, sulla montagna veronese, vicentina, bellunese, per una passeggiata, un'escursione, una ciaspolata o un po' di sci fuori pista. E il soccorso alpino del Veneto dirama un'allerta: attenzione a ghiaccio e neve sciolta. Quindi questa è la nota che ci arriva. Attenzione doppia in questi giorni in montagna. Di primo mattino il ghiaccio ricopre tutte le superfici per lasciare il posto a neve sciolta e saponosa nelle ore più calde. In entrambi i casi il rischio di scivolate è molto alto. L'avvertimento arriva, come dicevamo, dal Soccorso Alpino del Veneto, che consiglia di indossare catenelle, ramponcini e dispositivi similari adattabili a tutte le calzature, solo su strade pianeggianti o con lieve pendenza. In tutti gli altri di terreno è necessario utilizzare esclusivamente i ramponi, quindi proprio i ramponi veri e propri, abbinati agli opportuni scarponi fissati e bloccati a dovere. A quote elevate, su percorsi più impegnativi, perché ci sono anche le persone che in questi giorni decidono di accedere a percorsi più impegnativi, è d'obbligo conoscere le tecniche alpinistiche e la movimentazione in ambiente invernale e ghiacciato con l'uso abbinato di piccozza e ramponi. Quindi massima attenzione nei prossimi giorni. Ci associamo a questo appello da parte del Soccorso Alpino impegnato in modo davvero forte. Ogni fine settimana sono decine gli interventi che vengono effettuati sia sulle Dolomiti sia sulle Prealpi e anche nella zona dell'altopiano di Asiago o Arecoaro, quindi la situazione davvero è molto particolare in questo momento. Serve massima attenzione e dicevamo è probabile che la prospettiva di chiusure per il prossimo periodo porti molte persone a raggiungere le montagne del Veneto per un'ultima boccata di aria fresca. Si può fare, ma con la massima attenzione dal punto di vista sanitario e anche da quello della sicurezza. Allora noi, prima di andare avanti, chiediamo informazioni a Gabriella Basso, se riesce a collegarsi, altrimenti entriamo con un servizio. Vi ricordiamo che alle 12:30 saremo in collegamento con la sede della Protezione Civile di Marghera per fare il punto sull'emergenza coronavirus con il presidente Luca Zaia, con tutte le novità di giornata. Si parlerà naturalmente delle zone arancioni, di vaccini, di scuole. Sono moltissimi temi all'ordine del giorno. Quali sono invece i temi all'ordine del giorno a Vicenza? Ce lo racconta adesso Gabriella Basso. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e per gli spettatori di Rete Veneta. Diciamo che i vicentini si stanno godendo queste
forse ultime ore di massima libertà di questa zona gialla, perché si sa che si sta aspettando il verdetto, diciamo così, per essere drammatici, se passare appunto, se anche il Veneto entrerà nella zona arancione. L'RT di ieri era molto alto, quindi bisognerà vedere come va oggi. Sentiremo i vicentini un po' come vedono questa possibilità e se diciamo sono stanchi di questo anche altalenarsi di fasce continue. Ieri abbiamo sentito i ragazzi, quelli che abbiamo sentito noi dicevano: se chiude la scuola va bene, siamo pronti, d'altronde non ci sono altre alternative a quanto pare, ecco. Poi andremo in ospedale, perché parleremo un po' di quelle che sono le cure domiciliari per il Covid, perché il Covid, tra virgolette, si può curare, tra virgolette, anche a casa, ovviamente se non sei in una situazione grave. Parleremo con il primario di malattie infettive al riguardo, anche perché poi tra l'altro sapete che la variante inglese anche qui nel Vicentino sta facendo, insomma, ha i suoi effetti negativi e soprattutto arrivano pazienti già gravi, e quindi significa che vanno già direttamente anche in terapia intensiva, cosa, come ci hanno già detto, non succedeva nelle altre ondate. Quindi Gabriella, vediamo poi se arriva della cronaca nel pomeriggio, ma ci pare di capire che più che una giornata di cronaca nera, oggi sarà una giornata di approfondimento sulla situazione di grave emergenza che stiamo vivendo. Vicenza è nelle stesse identiche situazioni. Forse Padova è messa un po' peggio, vedevamo poco fa con Valentina Visentin, con un indice più alto, con molti più contagi, con un rischio di zona rossa davvero molto forte in questo momento. Vicenza invece ci pare... Esatto, ma potrebbe essere infatti che, sai che anche per esempio a Milano, in Lombardia e non solo, anche in Emilia Romagna o nel centro dell'Italia, si va anche a microzone rosse, quindi potrebbe anche essere che ci siano delle scelte magari al riguardo, potrebbe essere una soluzione, un'alternativa. Vediamo come andrà a finire. Per tutto il resto, Gabriella, diamo appuntamento ai nostri telespettatori nel TG Vicenza di questa sera con tutte le novità, poi tutto quello che succederà nel pomeriggio. Come sempre l'invito è: non esitate a contattarci se ci saranno notizie importanti da dare durante la nostra fascia di pranzo. Grazie del collegamento, buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Torniamo in studio per fare però un rapido riassunto delle puntate precedenti. Abbiamo visto un ultimo saluto alla nostra collega dal centro storico di Vicenza, un rapido riassunto delle puntate precedenti per sentire che cosa aveva detto Luca Zaia su l'RT del Veneto, l'incidenza dei casi, su tutta la situazione nell'ultima conferenza stampa disponibile. Sentiamo. 151,3 su 100.000, l'incidenza veneta, cioè regionale, 151,3 casi su 100.000 abitanti, R con T 1,12, medio nei 14 giorni. Si va da un minimo di 0,94 a un massimo di 1,41. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è il 12%, come vi ho detto prima. Invece dell'area non critica, mi sono sbagliato, è 14%. Questo è l'aggiornamento dei parametri sull'evoluzione della pandemia in Veneto e che verranno analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Comitato Tecnico Scientifico, chiamato domani a ridisegnare la geografia del contagio in Italia, che da lunedì potrebbe vedere il Veneto passare in zona arancione con una situazione, spiega Zaia, atipica. In area arancione, però con dei tassi di ospedalizzazione ancora affrontabili. I numeri lentamente ma pericolosamente in Veneto stanno aumentando, a dimostrazione di questo l'andamento della curva dell'infezione. Questa parte che noi speravamo andasse giù, adesso si sta reimpennando. Quanto su andrà non ve lo so dire. Altrettanto significativo il grafico riferito ai ricoveri negli ultimi 14 giorni. Si vede un andamento che sta pian piano incrementando i ricoveri. Siamo a 47 persone al giorno quando ne avevamo meno della metà prima. Intanto la Regione ha avviato un'analisi sull'andamento dell'epidemia sui territori per pianificare eventuali interventi mirati ed emergono già alcune criticità. Quando sai che Padova è già a 200 e quindi probabilmente la prossima settimana avrà, se continua così, rischia di andare veramente come prima realtà
a splafonare quei 2,50 o arrivarci da vicino. E a proposito di scuole, significativi dati che emergono dal monitoraggio da gennaio ad oggi. 1991 gli eventi in cui è emersa almeno una positività, 2.372 gli studenti risultati positivi, 34.152 quelli messi in quarantena, 323 invece i positivi tra docenti o personale scolastico, 2.238 in quarantena. Oggi invece sono 928 gli alunni e 155 i docenti positivi. Attualmente in quarantena ci sono 16.490 ragazzi e 967 insegnanti. Infine si è registrato un incremento di 134 eventi con positività tra la settimana dal 15 al 21 febbraio e quella dal 22 al 28, con un incremento significativo nelle scuole superiori. Ultima considerazione riguarda i vaccini. Domani alle 9.30 i governatori incontreranno il nuovo commissario Figliuolo per fare il punto e sempre domani mattina l'assessore Lanzarin vedrà i medici di base per chiudere la trattativa per il loro coinvolgimento nella campagna vaccinale in attesa arrivino ulteriori dosi. A marzo, questo lo dobbiamo dire perché insomma c'è anche la bottiglia mezza piena, arriveranno in questo paese più vaccini di quelli che abbiamo avuto a gennaio e febbraio assieme. Man mano si arriva alla primavera ci saranno sempre più vaccini. Questo è quello che si era detto nell'ultima conferenza stampa disponibile. Vediamo oggi la situazione dell'RT come sarà. Vedremo i dati sull'emergenza coronavirus con il presidente Luca Zaia fra una decina di minuti in collegamento qui sul canale 18. Quindi state con noi, torniamo fra pochissimo. Facciamo una breve pausa pubblicitaria. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Siamo già in streaming anche sulla nostra pagina Facebook e fra poco saremo collegati con la sede della Protezione Civile di Marghera per vedere la conferenza stampa del presidente Luca Zaia sulla situazione odierna dell'emergenza coronavirus. Prima di andare a vedere la conferenza stampa di Zaia, facciamo noi un riassunto delle puntate precedenti che riguardano i dati dell'emergenza. Allora andiamo a vedere con la regia di Alessandro Costacurta e Cristiano Facca l'aggiornamento a ieri sera delle vaccinazioni. Allora vediamo che le dosi somministrate, queste sono le varie aziende sanitarie del Veneto suddivise, vediamo che sono di quasi 20.000 nella zona delle Dolomiti, 64.000 per la Marca Trevigiana, la Serenissima e il Veneto Orientale vanno assieme, sono anche queste attorno alle 64.000 unità, la Polesana 21.229, l'Euganea che va a braccetto con l'azienda ospedaliera sono 73.000 ormai, quasi 74.000, vediamo le dosi somministrate, la Pedemontana 28.795, l'Usotto Berica 39.279, la Scaligera che va con l'azienda integrata di Verona siamo a quota 51.000 circa, 57.000 scusate. Poi vediamo il dato complessivo del Veneto, siamo a 380.884, ma sono queste le dosi somministrate, quindi vuol dire che le persone con una dose di vaccino sono 256.069, le persone invece che hanno completato il ciclo di vaccinazione con la dose più richiamo sono 124.862, effettivamente sono numeri un po' bassi rispetto a quello che ci si aspettava. C'è da capire se è solo un fatto di mancanza di approvvigionamento di dosi oppure se c'è qualcos'altro che sia un po' inceppato. Ne parleremo col governatore Zaia fra pochi istanti in collegamento dalla sede della Protezione Civile di Marghera e andiamo invece a vedere i dati dell'emergenza coronavirus aggiornati a ieri sera. Allora li guardiamo un po' con calma, poi vediamo se arriva il governatore. I nostri colleghi sul posto ci avvisano sempre per tempo. Allora a ieri sera, perché questi sono i dati di ieri sera, come sempre Zaia li fornisce all'avvio della conferenza stampa, a ieri sera c'erano in Veneto 26.774 nuovi casi, sono in crescita i numeri in Veneto, lo diciamo ormai da giorni, purtroppo eravamo a 24.000 pochi giorni fa, siamo già saliti. Sono stati riscontrati nelle 12 ore pomeridiane di ieri 598 nuove positività che portano il totale dall'inizio dell'emergenza coronavirus a 338.835. Sono 302.131 le persone che si sono negativizzate. Purtroppo sono da segnalare
anche 9.930 persone che hanno perso la vita con l'emergenza coronavirus. Scendiamo nella seconda parte della tabella e vediamo la situazione degli ospedali, come regge la sanità del Veneto. La sanità del Veneto ha 1.202 persone ricoverate in area non critica, di cui 873 che sono ancora positivi, 329 che si sono negativizzati. Le terapie intensive sono 157, un numero che fatica a scendere e che purtroppo sappiamo la difficoltà. Una volta entrati in terapia intensiva sono cose molto lunghe, sono situazioni dinamiche davvero molto lunghe e complesse. Di queste 157 terapie intensive impegnate, 134 sono occupate da persone ancora positive, quindi la positività in questo caso è molto lunga, molto difficile da eliminare. 23 le persone invece che si sono negativizzate, che sono guarite. Vediamo la differenza con il giorno precedente, sono 7 le terapie intensive, 7 in area non critica in più, 3 terapie intensive in più e 18 persone che hanno perso la vita. Rientriamo in studio perché ci segnalano che stia arrivando Zaia, vi lasciamo al governatore. Buongiorno, oggi assessore Lanzarin e dottoressa Russo. Magic Team oggi. Approfittiamo anche per fare gli auguri di buon compleanno a 2 signore, Amedea Camatta di Oderzo, la signora Amedea Camatta di Oderzo che fa 100 anni oggi, e la signora Elena Maschietto, appunto Elena Maschietto di San Vendemiano, 101 anni, quindi Oderzo e San Vendemiano. Auguri. Velocemente con il bollettino, tamponi rapidi 3.316.883, molecolari 4.109.844, totale sono ad oggi 7.426.000 tamponi. Ci avviciniamo, nel giro di 2 o 3 giorni siamo a 7 milioni e mezzo di tamponi. Nelle ultime 24 ore abbiamo rilevato 1.505 positivi, che rapportati a 43.750 tamponi sono il 3,44%. 43.750 tamponi, 1.505 positivi, 3,44%. Positivi dall'inizio sono 339.742. Ad oggi sono 27.440, quindi sono calati rispetto a ieri per le negativizzazioni, esattamente sono meno 839 rispetto a ieri, quindi oggi in Veneto ci sono in questo momento 27.000 persone positive, sono quelle che sono risultate positive al test, sono di più i positivi in giro. I ricoverati totali sono 1.359, così suddivisi: 1.206 nell'area non critica, quindi l'area medica come viene anche comunemente descritta, più 4. Ovviamente il più 4 è il delta tra gli ingressi e le dimissioni, e 153 in terapia intensiva, meno 3. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 25. Purtroppo ci stiamo avvicinando alla fatidica cifra di 10.000 morti. Siamo ancora all'8ª regione in Italia peraltro per mortalità. I dimessi sono 16.309. Allora, velocemente, come vedete, qua non è una questione di fare i tragici o essere, diciamo, più o meno positivi, avere una visione positiva. La verità è un'altra, la verità è che dobbiamo guardare in faccia ai numeri e sappiamo che in un testing di 24 ore abbiamo intercettato 1.505 positivi. Se considerate che andiamo via con una rete a maglie larghissime e ci resta dentro ancora pesce, immaginate quanto pesce è sfuggito da questa maglia, no?
perché noi non stiamo facendo i test tutti i giorni a 5 milioni di veneti, abbiamo semplicemente testato 45.000 veneti. Se il 3,44%, vuol dire 5 per 3 15, vuol dire almeno 150.000 persone potenziali. Stiamo parlando sempre di calcoli, come si può dire, fatti proprio macro, super macro, insomma possono essere potenzialmente positive in incremento. Questo significa che se tu hai la sfortuna di condividere una telefonata in una cabina telefonica con una di queste 100.000 persone, probabilmente ne esci con la telefonata fatta e positivo. Quindi inutile che si continui a chiedere ma noi cosa possiamo fare? Dobbiamo evitare ogni forma di assembramento. Dobbiamo evitare ogni forma di assembramento. E non mi si venga a dire che alcuni assembramenti sono utili per vivere. Lo dico dalla programmazione, penso l'appello che faccio ad esempio agli anziani, a chi è in pensione, la programmazione della spesa. Ma non dovremmo mica fare un'ordinanza per dire che sarebbe meglio, auspicabile, che chi non ha impegni lavorativi vada a fare la spesa in orari nei quali si lavora. È inutile che ci ritroviamo tutti in fila alle casse. Lo dico rispetto alla nostra salute e a quella degli altri. Pensate a quelle povere cassiere che sono lì tutto il giorno, o agli operatori o a chi in coda. E poi bisogna usare la mascherina. La mascherina non è un option, la si usa, spesso la si usa male. Il naso fuori dalla mascherina è come non avere la mascherina. Siamo davanti a una variante, a una mutazione del virus, speriamo sia l'ultimo passaggio, dopo è finita lì, che è, si dice dalla letteratura scientifica, dal 43 al 100% più contagioso. Se è più contagioso dal 43 al 100% vuol dire che ho il 43% o più il 100% di più di possibilità di prendermi il virus. Qualcuno ha detto, ma qual è l'esempio che rende l'idea? Beh, se sono nel giardino e bagno, come si può dire, e dovessi annaffiare, dare che so, se una persona fosse, diciamo, oggetto di annaffiatura per gioco, cioè se fosse una spruzzata veloce forse non si bagna neanche, ma se uno ti mette la canna sopra la testa finisce che ti inzuppi, no? Allora cosa vuol dire? Vuol dire che il virus, il contatto col virus probabilmente noi ce l'abbiamo tutti quotidianamente, ma la mascherina ci salva, la distanza ci salva, e quindi evitiamo di mettersi sotto all'effetto doccia. E io non so più come spiegarla sta roba, cioè non è un problema delle istituzioni il virus, è un problema della comunità, di tutti noi. Guardate, stamattina parlando con il presidente Bonaccini mi diceva che da loro in una settimana hanno avuto 600 persone caricate in ospedale, prese in carico, in una settimana, da 0 a 600. E così vale per tutte le altre regioni, penso alla Lombardia, che ha fatto, ho sentito anche il presidente Fontana stamattina, che ha fatto i provvedimenti giustamente ha fatto questi provvedimenti per le zone rosse, e così ho sentito il presidente Fedriga e molti altri ancora, ho sentito il ministro, ecco, annuncio quello che poi stasera ci sarà, ha detto va, puoi dirlo, sì, siamo zona arancione. E il dato che ci spara in zona arancione in così poco tempo dà una dimensione di quanto corra velocemente l'infezione. Guardate che noi eravamo abituati che l'R+T, ve lo ricordate l'R+T che faticava arrivare a farci passare di zona? Avete visto qui quanto ci ha messo, una settimana? E la proiezione di quello che potrebbe essere l'R+T la prossima settimana è assolutamente preoccupante. Dopo la dottoressa Russo vi parlerà di questo, vi parlerà anche della proiezione di un lavoro che è stato fatto dal nostro Dipartimento Prevenzione in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità. Io non vengo a fare il tragico, non vengo neanche a dirvi che domani ci sarà il sole, ho l'obbligo di leggere il bollettino meteo, giusto? Sono previsioni, nessuno ha la sfera della verità. Probabile che da noi questa infezione passi, ma si tenga bassa. La nostra preoccupazione qual è? Che non passi in un territorio che ha gli ospedali vuoti. Abbiamo 1300 pazienti Covid, quindi partiamo da una base
che è impegnativa, vale 2 ospedali di provincia già la nostra base. Capite che se dovessimo avere un'infezione importante e il punto di partenza fossero 1300 pazienti, capite che andiamo fuori scala, perché noi abbiamo visto che un'infezione importante che abbiamo avuto ci ha portato 3400 pazienti già e ci ha mandato sotto pressione. Se ai 3 e 4 ci aggiungiamo i 1300 che già abbiamo, capite che non riusciamo, cioè dovremmo dedicare i nostri ospedali solo a pazienti Covid. E cosa andiamo a dire agli oncologici, a tutti quelli che hanno bisogno di terapie, alle urgenze, alla chirurgia d'elezione, insomma a tutto quello che sono gli 8.000 pazienti che tutti i giorni entrano in ospedale e hanno il diritto di essere curati e non sono pazienti Covid. Per questo io faccio appello ai cittadini, ringrazio i sindaci del Veneto che dimostrano ancora di essere ancora una volta di essere persone per bene, attente alla salute dei cittadini. Ogni ordinanza è ben accetta. Qui non è, guardate, che qualcuno si diverte a fare il prevaricatore, finiamola questa storia. C'è finita la ricreazione, non c'è più tempo per stare qui a discutere. Guardate, la preoccupazione che noi abbiamo, io, l'assessore Lanzarin, tutto lo staff, il dottor Flor, la dottoressa Russo, insomma tutti, è che questo virus, che poi non lo si dica che io non l'avevo detto, guarda i giovani. Perché è inutile piangere davanti a tragedie, è meglio prevenire prima. Sono stato attaccato, siamo stati attaccati perché parliamo sempre di scuole. Avete visto che sta accadendo quello che abbiamo sempre detto? Le scuole comunque inevitabilmente vengono chiuse. Eravamo gli zotici che non volevano aprire la scuola, ma secondo voi può essere che qualcuno non voglia aprire una scuola? Sarebbe da galera uno che non vuole aprire una scuola. Ma davanti a un fatto sanitario che oggi è doppiamente grave, perché il virus, guardate, qualcuno potrà anche pensare che sia una visione un po' romantica, ma il virus è un essere vivente. Io penso che le mutazioni, come le si studia, sono dei sistemi di adattamento e il virus comincerà a vedere che quella target di età è un target ormai poco penetrabile perché sono tutti vaccinati, purtroppo molti hanno perso la vita e guarda caso si sta abbassando lentamente a sempre di più l'età media del suo ospite ideale. Dobbiamo arrivare ai bambini in ospedale per renderci conto che dobbiamo mettersi d'impegno? No. Quindi se la domanda che qualcuno si fa ascoltandomi davanti alla necessità di chiudere, voi chiudete? Sì. Perché prima viene la salute dei ragazzi. Oggi non abbiamo provvedimenti al chiudere, sto parlando ovviamente di scuole, sto parlando della necessità di mettere in sicurezza i ragazzi. Oggi non abbiamo provvedimenti in animo, come vi abbiamo detto in questi giorni abbiamo un DPCM che ci vincola ai 250 casi su 100.000 abitanti, però è altrettanto vero che il DPCM lascia una finestra interpretativa ai servizi di dipartimento di prevenzione, che è quella che noi abbiamo voluto adottare con buon senso, non con l'ottica della mannaia, e cercando di trovare delle aree omogenee. Ancora non abbiamo deciso se l'area è provinciale o è distrettuale. Noi abbiamo 26 distretti, se non sbaglio, sì, in Veneto, sanitari, ma comunque di capire. Abbiamo capito ad esempio che l'idea iniziale che avevamo di calare il parametro sul comune è fuorviante, no? Perché bastano 3 contagiati in un comune, se il comune è piccolo ti fa passare, e quindi la dimensione comunale non ci sta, a meno che non fossero grosse città. C'è la dimensione distrettuale, c'è quella provinciale, l'RCT purtroppo cresce e di conseguenza cresceranno anche i positivi su 100.000 abitanti. Poi mi piacerebbe appunto che la dottoressa Russo vi dia anche questo dato dell'RCT proiettato, e questo vi fa capire la velocità, no? E guardate, c'è un tema che io vorrei sottolineare, che l'RCT tradotto in maniera, mi perdonerà la dottoressa, è non sostanzialmente la capacità di un individuo la quantità di, diciamo, valutare che capacità ha un individuo positivo di infettarne di altri. Sapete che se dovesse arrivare una forte pressione, diciamo, di contagio e ti ritrova già con un RCT alto, vuol dire che è come se noi avessimo un campo di pallavolo, no? Vi faccio sempre questi esempi stupidi ma rendono l'idea. Avessimo un campo di pallavolo e ci fossero 3 persone a palleggiare
su una metà campo e 3 dall'altra parte. Il palleggio è molto lento perché sono 3 persone, facciamo 2 persone, una per campo, una per parte, ne metto 2, il palleggio diventa più veloce, ne metto 3 ancora più veloce, ne metto 5, 10, questo è l'area Conti. Più palleggiatori abbiamo, più velocemente gira la palla, e la palla è il virus. Capite perché siamo preoccupati? Perché stanno aumentando di tanto i fattori in campo. Allora, io dico che bisogna uscire di casa, dico che bisogna continuare a vivere, ma con un minimo di attenzione. Con un minimo di attenzione. Se devi andare a Asiago, a Jesolo, a Caorle, a Cortina, a Pecolla, Zoldo, piuttosto che da altre parti, o al lago di Garda, ci vai, ma evita di andare in quei 300 metri di struscio del centro dove sei gomito a gomito per passeggiare. Vai a farti una passeggiata in mezzo ai prati in altopiano piuttosto che nel lungomare, nelle zone non trafficate. Cerchiamo di diluire la nostra presenza nei territori. Nessuno deve dire di stare a casa, perché comunque è normale e umano che noi siamo, fra virgolette, animali che hanno bisogno dell'aria, del sole, della natura, ma ci mancherebbe. Anche questo è curativo. Io sono convinto anche per il Covid, però bisogna farlo con attenzione. Leggo di notizie di persone che vengono aggredite perché chiedono di utilizzare la mascherina. Ma stiamo scherzando? La mascherina è un obbligo, va portata, è un fatto di rispetto e di civiltà. Io la vedo così. Guardate, il ministro stamattina ha dato anche un'altra bella notizia, anzi ha dato una bella notizia, non un'altra, perché una proprio non è tanto bella. No, ha dato una bella notizia. Voi sapete quanto noi abbiamo predicato, invocato la possibilità che si valuti, come del resto da indirizzo ai CDC, la vaccinazione per AstraZeneca, no ai CDC, come sta accadendo in altri paesi, ad esempio la Germania o la Francia, la vaccinazione per gli over 65 con AstraZeneca. Quindi il Ministro ha attivato anche questa misura. Se questo accadrà avremo una possibilità ancora in più di vaccinare un target d'età che oggi è escluso, perché noi dei 65 in su dobbiamo vaccinare con Moderna o AstraZeneca o Pfizer. Capite che, essendo peraltro 2 vaccini che non è che ce n'è proprio da buttare via, se ci arriva AstraZeneca, che è molto più, diciamo, importante come invio, riusciamo ancora di più ad aggredire questo target. Questa è una bella notizia. Un'altra richiesta che faccio al dottor Flor, fra l'altro ho detto che scriverà a tutti i direttori generali: sentite, alla fine, come in tutte le robe, bisogna parlare con quello che è nel cantiere, no? E c'è qualche d'uno di quelli che fanno le iniezioni del Pfizer, del vaccino, che mi ha dimostrato che, essendo un po' attenti al prelievo, si riescono a fare 7 dosi. Quindi siamo partiti da 5, siamo arrivati alla 6ª, che ormai in teoria la fanno tutti, anche se qualcuno vorrebbe fare raffinato, perché c'è sempre la zecca Garbugli che dice: ma c'è scritto, cioè sentite, dentro lì il vaccino è tutto uguale, dentro una boccetta, e se se ne possono fare 7, in Veneto se ne fanno 7. Penso che non sia un reato, il che non vuol dire che 7 le fai con tutti gli avanzi delle boccette, Nella boccetta, cioè nel flaconcino, se c'è la 7ª dose all'interno del flaconcino e capita, si aspira con la siringa di precisione e si fa la 7ª vaccinazione. Adesso faranno casino perché abbiamo detto queste robe, non ce ne frega niente. I vaccini sono nostri, sono brevettati, validati. Sia chiaro che non sto parlando di mescolamento di residui di flaconi diversi, sto parlando dello stesso flacone. Siccome degli operatori intelligentemente mi hanno dimostrato che operando con attenzione si riescono a fare 7 dosi abbondanti, ringraziamo chi li ha messe dentro nel flaconcino, vedremo se poi caleranno, e noi è giusto che le facciamo. Se avete domande... Allora cominciamo. Ha alzato la mano per prima la collega Pederiva del Gazzettino. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno.
Allora, a beneficio dei cittadini, da lunedì scatta la fascia arancione? Sì, sì. Ok. Per le scuole che cosa succede? Vi stanno già arrivando messaggi di mamme? Nulla per ora. Nel senso che le scuole nella zona arancione restano aperte a meno che non ci siano parametri epidemiologici che impongono la chiusura e li valuteremo fino in fondo. Che deadline, che scadenza vi siete fissati? Tra lunedì e martedì noi diamo già come si può dire, un primo punto nave, perché la dottoressa Russo con l'assessore stanno lavorando alacremente, come si direbbe, già da 48 ore. E considerate che noi la responsabilità e lo scrupolo e anche il profilo etico e morale davanti al tema delle scuole, che vuol dire bimbi, ragazzi, ce lo poniamo H24. Cioè non è che ci siano cittadini di serie A o di serie B, però ragazzi stiamo parlando dei nostri ragazzi e siccome di questa variante non sappiamo nulla, se serve chiudere una scuola si chiude e se serve chiudere le scuole si chiudono. In questo momento non ve lo so dire perché ci vuole una base scientifica, l'elaborazione la sta facendo la dottoressa Russo con i suoi, però noi, guardate, posso aver avuto qualche esitazione in questo anno su alcune misure più o meno, ma su sta roba qua non si discute. Okay. A proposito di esitazione o no, l'ordinanza, quella che va a scadenza penso oggi, quella regionale che prescriveva la consumazione da seduti, dalle 15. Tutto, guarda, ci ha avvisato che scade, è tutto confermato. Nel senso che viene prorogata? Ma sì, anche perché deve firmarla, Presidente? D'ufficio. Okay. Ma i bar sono chiusi, ecco perché non mi hanno avvisato. Ho citato quella misura, ma ce n'erano anche altre all'interno, insomma. Quindi confermato. Viene comunque confermato. Ma probabilmente l'avvocato Bottone stamattina non abbiamo parlato perché sapeva della zona arancione, quindi il tema però ad adiuvandum, perché comunque c'è sempre, ricordo che il DPCM, lo ricordo a tutti, il DPCM vieta anche la consumazione in loco, quindi in zona arancione cosa cambia sostanzialmente? Chiusura del confine comunale, salvo che per comprovate necessità si può uscire dal confine comunale, per andare a fare la spesa a un negozio alimentare se non c'è nel tuo comune, per andare in farmacia se non c'è nel tuo comune, per andare fuori per lavorare, per studiare, per motivi di salute, cioè la zona arancione che conosciamo, bar e ristoranti chiusi, asporto possibile fino alle ore 22, dalle 5 del mattino alle ore 22, resta sempre il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. L'ultima è l'app Zero Covid Veneto, che non è più stata attivata alla fine. Dopo ve ne parla la dottoressa Russo. Volevo capire se c'è ancora il problema di garante della privacy o altro. Ecco, bene, cioè, io ieri mi sono dimenticato di dirlo, giustamente la dottoressa mi ha detto guardi che noi abbiamo avuto il problema del garante della privacy su questa roba, oltre al tema che con 70.000 tamponi al giorno non puoi dire alla gente scaricati, tanto è vero che l'idea era quella di partire con un territorio diciamo da testare. A 70.000 tamponi al giorno il contact tracing vuol dire che 70.000 persone mandano, con una nuova app, mandano un messaggio, immaginate che crash avremmo fatto. Però c'è il problema della privacy, dopo se lo segna la dottoressa, ne avevamo parlato in riunione stamattina. La dottoressa Russo ci potrà aggiornare anche sui numeri delle scuole, chiudendo il ragionamento, nel senso che ieri sono stati forniti su base regionale, magari se si poteva avere un aggiornamento oggi anche più calato sulle realtà provinciali, i numeri dei focolai, dei contagi nelle scuole, non lo so. Adesso vi dico quello che è. Ok, grazie. Vabbè, finiamo per il Presidente. Però considerate che sulle scuole noi ancora non siamo in grado di esprimerci su chi dovrebbe essere chiuso oppure no, si può fare un ragionamento macro, cioè l'Alta Padovana abbiamo capito tutti che è una zona nevralgica. Prego. Martina Zambon per il Presidente Zaia. Sì, la collega ha già anticipato un paio di domande, quindi vado veloce. Effettivamente avere almeno un'idea delle aree, se è l'Alta Padovana, ma se c'è anche il Comelico, non so, dico a caso quali altre. Guarda, sono un po' più... la dottoressa può farvi degli accenni, però io voglio che... Siccome noi ci troviamo tutti i giorni e quindi è bene essere chiari tutti i giorni, che non si trasformino gli accenni sicuramente in comunicazione, ed è corretto, ma che il giorno dopo non si dica non doveva chiudere queste aree. Noi vi diamo una roba macro e un pezzo di marmo, come dico sempre io, ma non ditemi che c'era la pietà sotto. In questa fase diciamo sì, c'è marmo.
Adesso cerchiamo di capire se ne viene fuori la pietà. Ok, una precisazione, il ministro Speranza le ha detto che è sicuramente in atto il tema dell'over 65 AstraZeneca, quindi non è più una valutazione. È in lavorazione seria. Quindi non è ancora ufficiale, ma quasi. Penso che la chiuderà e lo comunicherà, insomma, sentite, se lo fanno gli altri perché non lo dobbiamo farlo noi. Ok, l'ultima domanda invece... Adesso sarà poco scientifica come considerazione, però... L'ultima invece sulla prima bozza del decreto legge sostegno di cui si sta discutendo in questi giorni, lei si è fatto un'idea se può essere sufficiente rispetto ai contatti e alla sensazione che ha con le categorie economiche? Io so che la situazione è assolutamente pesante anche per il Veneto. Abbiamo perso 65.000 posti di lavoro, abbiamo ancora adesso una nuova zona arancione che metterà ancora più in difficoltà, dettata dal DPCM, vorrei ricordare, no? Perché poi c'è sempre qualcuno disattento che pensa che ci inventiamo le zone. Ecco, il DPCM prevede dei parametri, tanto è vero che tutta Italia di fatto è arancione e qualcuno, più di qualcuno anche rosso. E noi siamo peraltro, vorrei ricordarlo, questo ve lo ricordo alla nausea, siamo in questo momento la comunità tra quelle prese meglio in Italia, e vorrei ricordare, l'ho detto anche ai colleghi, l'ho detto anche al Ministro, io come si può dire, la comunicazione che leggo oggi, molto più diluita su più regioni, è la stessa comunicazione che era tutta concentrata su di noi a dicembre. Cioè, l'ho già vissute quelle storie, no? Vedi un po' di brezza sul pelo dell'acqua e dici vabbè, e dopo poche ore vedi le onde alte. Questo è il contagio che noi abbiamo avuto a novembre-dicembre. Allora, alla luce di tutto questo, dove eravamo rimasti? Il decreto sostegno. Sì, il decreto sostegno, io dico abbiamo perso 65.000 posti di lavoro, abbiamo il tema, giustamente, ecco, avevo divagato per il tema del bar e ristoranti, ma non solo, perché la chiusura delle zone dei confini comunali va a colpire anche molte attività che vivono di immigrazione, di immigrazione di clienti che vengono da fuori comune. E io penso che sia fondamentale riconoscere il danno sul fatturato a queste aziende, tanto che non si chiami più ristori, a me fa piacere, perché sostegno è un'altra roba, e spero che si porti avanti, si porti, che se serve anche un altro scostamento, ma le imprese vanno aiutate. Cioè, parliamo tanto di far ripartire l'economia, ma non è che possiamo far partire l'economia senza le imprese, perché nel frattempo sono morte tutte. Quindi questo non è solo un investimento per salvare il bilancio di una famiglia o di un'impresa, ma è un investimento per poter avere un'economia domani, quindi è un doppio investimento. Per questo non è solo un ristoro, no? Non ristoro te perché hai fame e sete, ma ti do da mangiare perché comunque rappresenti un mio progetto strategico, che è quello di ripartire, di essere in forma fisica perfetta quando si ripartirà, se ci fanno vaccinare, se no dura. Ecco, ci hanno confermato oggi nella riunione che è durata dalle 9:30 a mezzogiorno e mezzo, è stato confermato che l'arrivo dei vaccini a marzo sarà importante, quindi almeno pari di quello che abbiamo avuto a gennaio-febbraio, quindi dobbiamo attrezzarci sempre di più per campagne vaccinali importanti. Anche qui bisognerà capire, senza offendere nessuno, però voglio anche ricordare che qui non è che dobbiamo avere un approccio feticista, no? La siringa è mia, la uso solo io. Cioè, vi ricordo che in Israele si vaccina dappertutto, dal grande magazzino al pub, dappertutto. Cioè, in Italia, se gli vai a dire che fai i vaccini dentro al pub e offri lo spritz, ti mettono in galera. Ecco, nello Stato di Israele addirittura ci sono tutte le promozioni per i ragazzi per intercettare più pubblico possibile da vaccinare, e questa è un'altra roba. Io direi, ci aggiungerei, scusatemi, direi anche più operatori, perché questa è la vera sfida. Lo dico in generale perché abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti. Guardate che sono tanti milioni di veneti da vaccinare, 2 volte. Per carità, arriverà Johnson & Johnson che hanno una sola somministrazione, però insomma è impegnativo. Quindi sul decreto sostegno non basta, ma aiuta, nel senso che io spero che poi si possano stanziare ancora più soldi, e magari Draghi con così un guizzo di creatività non riesca anche a pescare da quei 209 miliardi del Recovery Fund per
per iniettare queste risorse alle imprese che sono state massacrate, e poi il rilancio dell'economia lo fai se le serrande tornano su. Parigi ha una serranda alzata su 5, tanto per dare l'idea di una metropoli dove comunque abbiamo sempre avuto l'idea del grande movimento, no? Questa è la situazione. Pensate al mondo dell'ospitalità, gli alberghi chiusi, insomma tutto quello che sta accadendo. Però dobbiamo pensare che ne usciamo. Poi l'assessore Lanzarin ci può dire se effettivamente c'è stata la firma dell'accordo con i medici di base a proposito dei vaccini? Mi viene in mente adesso, ci diceva venerdì, l'altro giorno. Dico subito che no, c'è stato un incontro stamattina in cui ci siamo chiariti rispetto a alcune partite, alcuni contenuti, quindi la logistica, insomma l'accordo nazionale, la declinazione su base regionale, delle prime ipotesi di target specifici, però abbiamo rinviato a martedì penso invece che chiuderemo, cioè loro adesso ci presenteranno delle ulteriori osservazioni, le valuteremo con prevenzione e cure primarie e martedì penso che chiuderemo. C'è qualche richiesta particolare su cui dovete ancora raggiungere un accordo oppure? No, stiamo solo valutando bene insomma un po' la logistica all'interno dei loro ambulatori, a domicilio oppure nei centri vaccinali, insomma tutte cose insomma che ci sono, ecco, quindi stiamo solo valutando su queste questioni con loro. Grazie. Prego. Ma allora Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza, poi si prepara Albino Salmaso, Gruppo Gedi. Sì, buongiorno a tutti. Presidente, buongiorno. volevo chiederle, questo incontro che c'è stato stamattina alle 9:30, 12:30, ha avuto l'occasione di conoscere il nuovo commissario? Sì. Ha dato informazioni e indicazioni su come ha intenzione di cambiare la campagna vaccinale, se c'è bisogno per il Veneto? Credo di no, perché ha una potenza di fuoco sulla carta importante in termini di vaccinazione, però ha dato indicazioni. No, guardate, è stato un incontro conoscitivo assolutamente utile, abbiamo augurato tutti buon lavoro all'ingegner Curcio, capo della protezione civile, e al generale Figliuolo. E detto questo, il generale non specifico, peraltro c'era anche il dottor Arcuri che ha portato i saluti, i ringraziamenti, e il generale Figliuolo nello specifico ha semplicemente detto che vuole essere di supporto per le vaccinazioni, che se serve si organizzeranno dei campi o quant'altro, ma giustamente ben venga questo supporto, considerate che a noi manca la materia prima, i vaccini. Ma insomma ho visto un clima di sereno e di disponibilità, del resto le nostre sono sempre riunioni operative, non è che si parla di politica alle nostre riunioni, per cui... Poi le volevo chiedere una curiosità su questa settima dose. Incuriosisce perché magari sbaglio io a capire, sono dosi che sono create industrialmente, quindi dovrebbero contenere tot ml. Però alcuni operatori ci hanno dimostrato che si riesce a fare la settima, quindi se si può fare la settima, la norma dice almeno 6, se c'è materiale sarà... Sì, non dubito che stiamo parlando di... Però era così una curiosità. 0,3, no? 0,3 ml una dose. Sono delle siringhe ad altissima precisione, per cui che abbiamo comprato. Sì. Per cui talvolta diciamo che si riesce anche a recuperare. Capite che buttare via? E poi magari succede come che è capitato in qualche vostro articolo, ma era avanzata e quindi l'abbiamo fatta, no? Ma è proprio quella avanzata lì, no? Beh, del resto piange il cuore vedere buttare via una boccetta con del liquido dentro che non sai, va bene fare la settima dose se c'è. Albino, sei finito? Albino Salmaso, se ti puoi avvicinare a un... No, c'è bisogno di far sentire alla gente cosa diciamo, grazie. Sul web si vede TV, insomma, sono concorrenti dei giornali, per cui il mio compito è leggermente diverso. Capisco mascherina, grazie. Ecco qua. Anche no, direi, bene, per essere molto chiaro. Detto questo... anche no cosa, scusi? No, il riferimento, come dire, alla diretta per le TV, insomma. Cioè, l'importante è che ponga la questione lei. Ecco, mi pareva di capire, quindi lei è d'accordo? Sono colleghi, Certo, e sono bravissimi e tutti molto autorevoli. Stanno esultando, per i complimenti. Vai Albino. Che le TV siano concorrenti dei giornali mi sembra un dato acclarato, quindi c'è poco da dire.
Detto questo, mi pareva le volevo chiedere, quindi lei concorda sul fatto che nel decreto sostegno ci debba essere il 33% di indennizzo, perché questa è la soglia massima fissata dal governo, ma lo ritiene ancora insoddisfacente? Io prima ho detto non basta ma aiuta, nel senso che noi dovremmo pensare che chi ha perso tutto possa restare sul mercato se può avere potrà restare sul mercato solo se potrà avere un aiuto che sia degno di questo nome. Adesso io non so dirvi la quantificazione. L'hanno fissato al 30%. Sì, ma come sia parametrata, perché immagino che poi ci aggiungano sopra le casse integrazione in deroga, avrà fatto dei conti. Ovvio è che io penso che un'azienda si aspetti di avere coperte cifre molto più importanti, cioè percentuali più importanti. Cioè, se parlo con i miei imprenditori mi dico, guarda, non dico il 100%, ma 80, 70, cioè 33 effettivamente è basso. Però attenzione, non è una critica, ma lo dico perché bisogna essere onesti su ste robe, e non so quale sia la genesi poi anche rispetto ai prossimi provvedimenti. È probabile che in base al plafond che hanno avuto hanno deciso questo, e non ne conosco anche i motivi, le motivazioni che portano a questo calcolo, quindi non mi sento assolutamente di criticare. No, non era una critica, era capire cosa riteneva soddisfacente lei. Grazie. Ecco, per quanto riguarda invece la scuola, mi pare di aver capito che si va la prossima settimana per una decisione definitiva. Vedendo quindi, i dati, Albino, è fondamentale. Sì. Ecco, però l'indice dei contagi, siamo rispetto a 2,50, siamo sempre a 140, a che soglia siamo arrivati? Cioè a 158 mi sembra. 151. A 151, quindi c'è questa crescita. Bene. Ecco, l'altra domanda, e poi lascio la parola ai colleghi, riguardava invece, le volevo chiedere se aveva avuto una interlocuzione con il ministro Giorgetti per quanto riguarda la vicenda della produzione dei vaccini in Italia, perché mi pare che quella sia una sfida molto importante da mettere in programma anche come sistema regionale. Ieri sera mi sono preso la briga di guardare la legge sui distretti che la regione ha fatto l'anno scorso e recuperando un po' di archivio mi pare che il distretto biomedicale non sia compreso tra appunto i 18 o 17 distretti che voi avete invece previsto per legge, con adeguati finanziamenti in materia poi di sostegno di fondi europei. Ecco, glielo chiedo proprio perché noi abbiamo verificato che ci sono 2 aziende in Veneto che potrebbero rientrare in questo progetto. Ecco, non so se lei pensava opportuno promuovere un incontro con Farmindustria o con i rettori delle università, proprio per dare un segnale preciso di impulso come attenzione della politica verso questa grande sfida che ci deve accompagnare per i prossimi mesi. Noi siamo in contatto con il ministro Giorgetti. Devo dire che sta facendo un lavoro assolutamente importante rispetto al fronte della produzione. Eviterei in questa fase di introdurre elementi, diciamo, divagazioni sul tema, nel senso che se c'è un accordo nazionale poi avrà la sua ricaduta, come è giusto che sia, anche in Veneto. Cioè, poi noi abbiamo 2 grandi imprese, ma non solo, assolutamente performanti, io l'ho sempre detto fin dal primo giorno, in grado di produrre questi vaccini. Però capite che prima di parlare della produzione bisogna che a livello, diciamo, di tavolo nazionale ci sia una disponibilità a metterli nelle condizioni di produrre, perché poi capite che ci vogliono le licenze e quant'altro. Immagino che la discussione sia anche su questo fronte. Va bene, grazie. Prego. Bene, allora tocca alle televisioni. Ho nell'ordine Marchiori e Pittarello. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. 2 cose velocissime. La prima, oggi dovrebbero arrivare gli esiti dei 192 tamponi effettuati sugli alunni delle 4 scuole. Avete già qualche notizia in merito oppure ancora nulla? Le 4 scuole dell'Alta Padovana. Ah, quelle dell'Alta Padovana. Sì, scusi. Poi c'è la dottoressa Russo dopo. Ok. E secondo, poi, per quanto riguarda l'eventuale chiusura delle scuole, anche se ci sono tutti i numeri al vaglio, i dati al vaglio, e lo capirete più o meno dalla prossima settimana, c'è perlomeno un'idea di quale grado di scuola sarà il primo a verrà valutato anche verrà valutato, c'è tutta una valutazione che stanno facendo rispetto alla presenza delle varianti o meno, e quindi è tutta una valutazione in itinere. Considerate che non sarà oggetto di ordinanza perché lo faranno direttamente i dipartimenti prevenzione.
Quindi rimane comunque un'ampia rosa da elementari a superiori? Sì. Ok, quindi anche allora il DPCM prevede in linea diciamo di principio la possibilità di chiudere tutte le scuole. Sì. Dopodiché avete visto Lombardia ha salvato lo 0,6. Sì. Dopodiché cominciamo ad avere pazienti anche diciamo in età pediatrica, quindi dai 6 in su, e sono tutta una serie di considerazioni che stiamo facendo. È tutto un di più rispetto a quello che c'è scritto nel DPCM. Il DPCM ci porterebbe, se uno volesse fare il burocrate, a dire bene, finché la regione non va a 2,50 su 100.000 uno sta fermo, ma siccome è scritto anche in maniera sibillina e a livello regionale o subregionale, noi bisogna che andiamo comunque, anche per un fatto, come si può dire, etico, a vedere fino in fondo, perché può essere che un territorio abbia un focolaio pauroso e poi ci sia altri territori che non conoscono il virus, quindi non possiamo trascinare quello di quel territorio finché gli altri non avranno il virus. Certo, no, perché naturalmente abbiamo già ricevuto tantissime telefonate da parte di famiglie che sono preoccupate di essere avvisate oggi per domani. Hanno ragione? Perché bisogna organizzarsi in tal senso. È già un grande sacrificio gestire soprattutto dei minori non in grado di badare a se stessi, penso lo 0,6 o le scuole elementari o qualche anno delle medie, e quindi è già quello un problema di trovare un tutore, trovare qualcuno che li segua. Se poi glielo dici la sera per la mattina, cerchiamo che questo non accada, insomma, è ovvio. Grazie. Prego. Stefano Pittarello. Buongiorno. Buongiorno. Domanda veloce sui Covid Hospital. Il Veneto passa in zona arancione in una giornata in cui ci sono aumenti contenuti, 4 ricoveri in più, 3 meno in terapia intensiva. Dal punto di vista dell'organizzazione di Covid Hospital... Identica resta. Preallarme assoluto, ma non... No, guardate, noi non possiamo... ce l'avete? Così resta. Anche se oggi non hanno pazienti Covid e si stanno occupando di pazienti ordinari, ma per noi il piano di sanità pubblica resta quello, e nel momento in cui ci fosse emergenza Schiavonia riparte con il coso. Sì, no, abbiamo chiusi. Dolo, idem. No, non parlavo di chiusura, parlavo per esempio di Jesolo che aveva... Jesolo torna ad essere il Covid Hospital piuttosto che Vittorio Veneto, che ha ancora pazienti, fra l'altro, o altre realtà, insomma, Villafranca, dove c'era poi Belluno, Sant'Orso. Ok, Pittarello? Posto, ragazzi? Se non ci sono altre domande per il Presidente, prego, Cristina Giacomuzzo. Io so che c'è arrivata in redazione una richiesta che secondo me è un po' borderline, per quello io la sottopongo direttamente, non alla dottoressa Russa. Riguarda, arriva da un'associazione veneta che si occupa di malati di fibrosi cistica e spiegano che loro sono in difficoltà perché hanno un essenziale bisogno dei volontari che li portano fisicamente, li ospitano in macchina e li portano nelle varie situazioni personali di vita quotidiana. Queste persone sono volontari ma non rientrano nella campagna vaccinale al momento, giusto? E chiedevano comunque se era possibile avere un occhio di riguardo nei loro confronti perché sono indispensabili per la vita quotidiana. Sì, no, guardate, noi seguiamo assolutamente tutto il piano, fra l'altro la fibrosi cistica è prevista tra le priorità. Dopodiché ci sono dei volontari, molti malati di fibrosi cistica sono in grado di accudire, di pensare alla loro vita perché comunque guidano, vanno a scuola, e poi ci sono quelli invece che magari hanno ad esempio il supporto dell'ossigeno e fanno altre terapie che hanno bisogno di essere accuditi, quindi non generalizzerei e nei casi specifici ovviamente cercando di fare l'impossibile. Quindi eventualmente posso lasciare un recapito in modo tale che quelle persone che hanno bisogno assolutamente di muoversi possono rivolgersi. Però considerate che noi abbiamo istanze, dai volontari della protezione dei familiari dei disabili, per dire, dei non autosufficienti, che dicono se io mi ammalo chi pensa al mio convivente congiunto che non è autosufficiente. Abbiamo disabili gravi in casa con un genitore che li accudisce. Non è ancora chiarita, non è delle badanti, però la stiamo cercando di capire. Però insomma guardate, se avessimo vaccini per tutti avremmo già vaccinato tutti, questo è il vero tema.
Lascio la parola alla dottoressa Russo. No, scusate, c'è ancora una richiesta di Albino Salmaso. Volentieri, prego. No, lei in una recente intervista, Presidente, aveva detto che con il governo Draghi c'era la morte della vecchia politica intesa come il sistema attuale dei partiti, adesso cito in estrema sintesi il giudizio che aveva espresso. Ecco, le volevo chiedere, alla luce di quello che è successo in queste settimane, con l'uscita di scena dell'ex Presidente del Consiglio Conte che diventa ora un capo politico e con le dimissioni di Zingaretti, che scenari vede? Siamo di fronte ad una fase di terremoto complessivo, ad esempio la Lega ha cambiato completamente il sistema di comunicazione, l'Europa non è più come dire un nemico da parte, ma c'è un atteggiamento, ovvero la ricomposizione di soggetti nuovi al centro, oppure sono solo fasi di nervosismo che poi si assesteranno in un tempo abbastanza rapido. Guarda, io non ho detto che era finita la politica, ho detto che dopo il governo Draghi la politica che c'era prima non ci sarà, sarà un'altra politica, quindi sarà un'era glaciale diversa, no? E penso che già questi primi movimenti dimostrino che sta cambiando tutto, no? Cioè che il segretario di un partito importante come il PD si dimetta nel pieno del mandato del suo, anche del suo governo di unità, di unità nazionale, scusate non mi veniva la parola, è la dimostrazione palese che qualcosa sta accadendo. Io penso che adesso noi abbiamo l'obbligo di lavorare pancia a terra e pensare di portare fuori questo paese da questo incubo. Dopodiché la politica sarà una politica che porterà a casa anche le premialità, no, dell'impegno che c'è stato durante questa fase. Questa è una fase nella quale i cittadini ti guardano e ti giudicano. Penso che la politica sarà molto giudicata dall'atteggiamento dei singoli, no? Cioè, scusate, i cittadini sarà giudicata dai cittadini proprio per l'atteggiamento che avrà. Cioè, questo è un momento di responsabilità estrema. Cosa accadrà non te lo so dire, anche Monti si era messo in testa di fare un partito, visto che è andata male. No, la tentazione era quella di chiedere cosa ne pensa in questi giorni. Pare appunto che se dovesse essere confermato il rifiuto di Zingaretti di restare alla guida del PD, uno dei nomi più accreditati sembra essere quello di Bonaccini, che lo conosce, quindi dalle regioni partirebbe una candidatura diversa, non che Zingaretti venga dalla Luna, perché ma sai, quelle sono sì, intanto Zingaretti era il governatore del Lazio, no? per cui non è che c'è una grande novità dal punto di vista di estrazione. Dopodiché sono dinamiche del partito, non ci darei altre colorazioni, altri contenuti. Cioè, se l'idea sta iniziando un nuovo corso degli amministratori, per quel che mi riguarda, zero assoluto. Bene, allora perché ha fatto tutto sto giro per domandarmi questa roba? Però glielo chiedo con una certa nonchalance. Potevo chiedere, cioè che questa è la famosa domanda della Poiana. No, insomma, potevo chiedere se aveva trovato un po' di carico per Salvini, ma sarebbe stato un po' delicato. No, guarda, io penso che il segretario, mi permetto di dire una roba, ancora Albino ne approfitto, penso che il segretario Salvini abbia saputo interpretare appieno il momento storico. Perché qualcuno dice, ma siete passati dall'opposizione al governo di unità nazionale. Beh sì, è lì che ci vuole, come si può dire, il senso critico giusto e anche, come si può dire, il senso di responsabilità. Per cui secondo me Salvini ha fatto assolutamente una grande azione. Il fatto che in questi giorni, parallelamente all'azione di governo dei nostri, che parlano di vaccini, che parlano di industrie farmaceutiche, dall'altro ci sia anche la politica che incontra gli esponenti, diciamo i rappresentanti, penso l'India, non so, è eclatante questa storia dell'India, secondo me ha fatto bene. E non a caso adesso si sente dire che l'Europa valuterà entro fine marzo lo Sputnik. È andato anche a San Marino il segretario Salvini. Vabbè, cosa ha fatto di male? Ha fatto bene. A San Marino si utilizza lo Sputnik. Allora noi non è che siamo innamorati dello Sputnik o del cinese, ma ci chiediamo, lo valutiamo per fine marzo, non potevate farlo prima? Punto di domanda. Visto che c'è mezzo mondo che utilizza questi vaccini. C'è troppa ideologia ancora dietro a ste robe. Invece ci vogliono siringhe, iniezioni e basta. Grazie ragazzi, buon weekend. Allora, parola alla dottoressa Francesca Russo.
Grazie al Presidente. Francesca, a te. Grazie, buongiorno. Allora, come diceva il Presidente, qui con l'assessore volevamo darvi qualche elemento in più rispetto alla valutazione epidemiologica che stiamo conducendo in questo periodo, legato anche alla ripresa dell'aumento del numero dei casi. Allora, l'aumento del numero dei casi, insomma, lo vediamo tutti i giorni, non è un aumento che è insomma considerevolissimo, però il rapido incremento, cioè il fatto che nell'arco di poco tempo abbiamo avuto questo aumento di positività, ci ha portato ad un aumento dell'R con T. Quindi l'R con T ha superato l'1, è aumentata l'incidenza e questo ci porta in uno scenario epidemiologico differente. In questo momento abbiamo però da considerare, oltre all'aumento del numero dei casi, anche quanto pesa nell'aumento del numero dei casi la presenza delle varianti, perché sapete che le varianti, è stato detto, lo diciamo ogni giorno, è legato soprattutto ad una maggiore contagiosità, quindi potrebbe giustificare questa maggiore facilità di diffusione del virus. Quindi ci sono delle circolari ministeriali che ci indicano praticamente un monitoraggio molto stretto per identificare tutti i casi che possono essere legati ad una variante e che modifica un po' quella che era invece il contact tracing e la quarantena dei casi non associati a variante. Allora noi che cosa stiamo portando avanti? Vogliamo unificare i due percorsi e quindi in un principio che definirei di maggiore precauzione, applicare la stessa metodologia che noi seguiamo per i casi con variante a tutti i casi che si vengono a determinare, indipendentemente che siano da variante o meno. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni caso che viene ad essere segnalato la quarantena non è più di 10 giorni ma è di 14 giorni, come era all'inizio nella fase 1 se vi ricordate, quindi più cautelativa da questo punto di vista. Si chiude con un tampone molecolare negativo e poi per quanto riguarda il contact tracing stiamo portando avanti un'azione che è analoga a quella che avevamo soprattutto nelle fasi più problematiche dell'andamento dell'epidemia, che non considera soltanto i contatti stretti ma anche i contatti a basso rischio, quindi tende, vi ricordate abbiamo fatto tante volte questo discorso, ad allargare sempre di più il cerchio dell'indagine, questo nell'obiettivo di isolare più gente possibile e quindi di bloccare il virus. Ecco, questa è, ritengo, la cosa più importante. Quindi, poiché abbiamo imparato nel tempo che uno degli elementi fondamentali per ridurre la diffusione del virus è quello di mantenere il tracciamento, noi vogliamo rafforzare il tema del tracciamento e il tema dell'isolamento. Questo prima di ogni cosa, perché poi è l'elemento che ci consente di non avere lo stress sui servizi ospedalieri. Poi nell'ambito delle varianti abbiamo anche l'altro elemento che si viene a riscontrare anche nei soggetti giovani. Quando parliamo di soggetti giovani ci riferiamo naturalmente al setting scolastico. Quindi un'attenzione particolare ce l'abbiamo nel monitoraggio di tutti i casi di positività che si riscontrano in ambito scolastico. Da poco avevamo reintrodotto il protocollo che prevedeva che a seguito di un positivo, se tutti gli altri erano negativi, restavano in classe. Questo rimane, eccetto che il caso non sia determinato da una variante. Quindi se abbiamo una variante e anche un altro caso associato a questo, allora noi dobbiamo mandarli tutti in quarantena, proprio perché sappiamo che i casi associati a variante possono essere più contagiosi. Quindi questo è un primo provvedimento. Tra l'altro sono i provvedimenti che parlava il Presidente che stiamo valutando per settimana prossima, quindi non sono provvedimenti che sono già, che altrimenti qualcuno potrebbe dire ma io so di questo caso, non sono ancora attuativi, ma sono quelle che tra lunedì e martedì nel pacchetto di provvedimenti stiamo verificando e andremo in attuazione, in applicazione, no? Solo per chiarezza.
Dottoressa, scusi, gentilmente può ripetere questo che riguarda le scuole? Sì, dicevo che allora tutti da ora in poi, insomma dalla prossima settimana dobbiamo mandare le indicazioni, giustamente come dice l'assessore, ma già insomma anche se non scritto lo stiamo facendo, tutti i casi che si verificano nell'ambito scolastico vengono anche sequenziati, perché è importante che noi sappiamo se sono determinati da variante o meno. Il fatto che siano determinati da variante ci porta praticamente a ricercare gli altri casi come sempre, però nel caso in cui troviamo un altro positivo, il provvedimento oltre che alla classe potrebbe essere esteso al singolo istituto, questo per evitare che rapidamente possa interessare più soggetti. Ecco, questo è uno. Scuola con un positivo? Come? No, con un cluster. Con un cluster da variante, non da altri. Ci dà la definizione esatta di cluster? I cluster sono 2 o più casi collegati fra di loro. Allora, poi ci sono altre considerazioni che si vanno ad intrecciare, come diceva il Presidente, a quella che è l'incidenza sulla popolazione regionale, che al momento è di 151, quindi non porta ad un provvedimento, secondo quello che prevede il DPCM, di interruzione dell'attività scolastica per tutta la regione, ma il DPCM dice anche di valutare giustamente anche a livello subregionale. Lì abbiamo la possibilità di andare a vedere con una lente che possa considerare un insieme di popolazione e quindi vedere se in un ambito più o meno grande, quello piccolo naturalmente non può essere rappresentativa di una situazione epidemiologica veramente pericolosa. Invece ambiti più grandi che potrebbero essere subprovinciali di distretto ci potrebbero già dare un'indicazione su quanto il virus si circola in quell'area e quindi prendere dei provvedimenti più specifici, più restrittivi che possono interessare il setting scolastico. Quindi in questo momento che cosa c'è? Giustamente come dice l'assessore, abbiamo intanto chiesto che ogni giorno il servizio epidemiologico regionale ci mandi l'incidenza accumulativa a 7 giorni per tutti i comuni e non solo suddivisa per comuni ma naturalmente anche poi per province, aggregata per province e per azienda ULSS. Questo per avere la possibilità di valutare giorno per giorno la dinamica dell'infezione. Poi a questa valutazione della dinamica dell'infezione sovrapponiamo la presenza di varianti, quindi la concomitanza di più fattori naturalmente ci porteranno poi a prendere delle decisioni. Le decisioni saranno delle decisioni di valutazione di tipo epidemiologica, quindi sarà il servizio di igiene e sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione che li prenderà e li concorderà con il sindaco del comune o dei comuni che sono interessati, oltre che naturalmente con noi. Quindi quello che stiamo facendo in questo momento è mettere insieme più criteri, più elementi che ci diano la possibilità di monitorare meglio area per area con una certa attenzione e valutare qual è la misura che possiamo adottare in quel contesto per evitare che la malattia, il virus si possa diffondere, e questo vogliamo farlo in maniera precoce per evitare che poi a livello di aree contigue o a livello di soggetti che insistono in quell'area possa diffondersi rapidamente nella regione. Io credo che sia assolutamente dovuto il fatto di avere questa attenzione chirurgica, se vogliamo definirla, proprio per cercare di prendere il prima possibile quelle misure che siano di durata limitata, perché poi prendere delle misure molto ampie che riguardano tutta la regione, che portano a situazioni epidemiologiche compromesse, ci portano anche a portarci dietro delle misure che possono essere molto, anche di durata molto lunga. Invece delle misure che possono essere contenute, che ci permettono di bloccare la circolazione del virus, e questo è quello che stiamo facendo. Per quanto riguarda l'RCT aumentato a cui accennava l'assessore, è un lavoro che sta facendo l'Istituto Superiore di Sanità, che non c'entra niente con la valutazione degli scenari, ma che fa delle valutazioni prospettiche per dire che l'RCT, che naturalmente viene calcolato, può anche essere un RCT, come si può dire, leggermente sottostimato rispetto a quella che può essere l'evoluzione della situazione rispetto
all'andamento della velocità dei casi e alla conferma degli stessi. Quindi dice guarda regione, quindi l'ha scritto ad ogni regione, sono documenti riservati perché non sono legate alla valutazione che poi va in ordinanza, ma serve solo a fare in modo che chi valuta gli scenari abbia la possibilità di avere degli elementi in più per capire che cosa sta succedendo. Quindi dice guarda che puoi avere un R con T leggermente superiore a quello che hai, a noi ci valuta un possibile R con T futuro se non si se l'andamento rimane lo stesso intorno a 1,3 e quindi dice guarda che il tuo scenario potrebbe arrivare nel breve periodo a 1,3, quindi cerca di valutare bene qual è la situazione nel tuo ambito regionale, anche in maniera, come abbiamo detto prima, geograficamente separata, in modo tale da interrompere qualsiasi possibile aumento della circolazione del virus. Quindi sono degli elementi in più che l'Istituto Superiore di Sanità insieme alle regioni elabora proprio per fare una sorta di modelli previsionali che ci permettono di valutare meglio il contesto e quindi nel contempo adattare le misure. Ecco, grazie alla dottoressa Russo. Se ci sono domande, comincia la collega Pederiva del Gazzettino. Grazie, buongiorno dottoressa. Buongiorno. Vado a ritroso da dove eravamo rimasti. Questa stima dell'R con T su che tempo è quantificata? Cioè abbiamo una previsione possibile, se l'andamento è costante, a 1,30 nel giro di quanto? Ma loro dicono che fanno una sorta di valutazione sull'assestamento dei casi perché e nell'arco di una settimana, 10 giorni, ecco, man mano che i casi e quindi la presa in carico dei soggetti e tutto si stabilizza, l'R con T può essere considerato leggermente superiore rispetto a quello valutato nel momento in cui si fanno le previsioni. Ecco, quindi è una sorta di intervallo di confidenza rispetto a quello valutato ai fini della definizione dello scenario. E la comunicazione è stata di oggi? La comunicazione è arrivata ieri sera. Ok, quindi i 7-10 vanno calcolati da ieri sostanzialmente. Ok. Poi rispetto invece alla valutazione nella nuova modalità di tracciamento per cui ogni caso viene considerato come se fosse variante, la ricerca dei contatti a ritroso su che tempo viene spalmata? 14 giorni, mentre nell'ambito dei casi non da varianti era fino alle 48 ore precedenti. Si torna un po' indietro con un criterio più restrittivo come quello che avevamo proprio all'inizio, nella fase 1, che si considerava i contatti dei 14 giorni precedenti. Il personale della prevenzione ce la fa in tutto questo, visto che è coinvolto anche, poi credo, anche nella campagna di vaccinazione? Non è facile perché è chiaro che avere nel contempo la gestione della campagna vaccinale e avere anche questo contact tracing più approfondito è una bella sfida, però anche l'assessore stiamo cercando anche delle risorse che ci sostengono nell'ambito della campagna vaccinale. Sì, comunque abbiamo dato indicazione ai direttori generali di utilizzare anche personale all'interno degli ospedali senza pensare oggi voi sapete siamo tornati alla normalità, nel senso non ci sono più le sospensioni eccetera, però chiaramente utilizzare del personale per la vaccinazione in modo da non distoglierlo dalla prevenzione che deve ripartire con un contact tracing spinto come questo di adesso, perché oggi la priorità è circoscrivere e quindi contenere tracciamento, contact tracing, quindi per quanto riguarda i partimenti di prevenzione e vaccinazione in contemporanea. Ultima cosa dottoressa, la domanda che ponevo prima sulla app Zero Covid Veneto, perché si è fermata? C'era quel problema del garante della privacy, non è mai stato superato allora? Allora, diciamo che ci sono due motivi. Uno che è legato appunto al garante della privacy, perché in un primo momento, quando prima di metterla in produzione l'abbiamo presentata, c'era stato suggerito di procedere con un disegno di legge e quindi poi è stata fatta una legge ad hoc. Dopo l'approvazione della legge il garante ci ha fatto alcune osservazioni e aveva altre perplessità. Quindi abbiamo risposto al garante che allo stato attuale avremmo poi valutato queste perplessità nel momento in cui avremmo ritenuto che per lo scenario epidemiologico di quel momento poteva essere utile
applicare l'app. Quindi non è stato un blocco del Garante, il Garante ci ha chiesto ulteriori approfondimenti rispetto alla legge che appunto era passata. Poiché però, come diceva prima anche il Presidente, lo scenario epidemiologico era cambiato rispetto al momento in cui era stata progettata ed in questo momento, in questi ultimi periodi, prima per il elevato numero di casi, adesso per questa ripresa dovrebbe essere riadattata, al momento è ferma, però è comunque uno strumento sempre, diciamo, possibilmente utilizzabile a secondo dello scenario epidemiologico. Quindi se nel momento in cui ci dovessimo trovare uno scenario in cui riteniamo che l'app possa essere di aiuto al contenimento o perlomeno alla segnalazione dei casi, naturalmente risolveremo faremo un ulteriore confronto e vedremo di risolvere questi problemi. Però diciamo che l'insieme delle due cose hanno al momento tenuta ferma l'app. Mi pare di aver visto Martina Zambon che voleva intervenire. Dottoressa Buongiorno, solo due precisazioni al volissimo. Questo RT previsionale dell'IS, ogni quanto vi viene comunicato? Visto no, è arrivato la prima volta ieri sera. Non vi hanno detto ogni quanto? No, io penso che potrebbe arrivare ogni settimana, però poiché è arrivato insomma ieri sera, non so adesso, io credo che l'Istituto ci voglia fornire, dico ci voglia riferendosi alle regioni, uno strumento in più, come ho detto prima, di valutazione, e quindi deciderà anche insieme ai tecnici, insomma a noi, quale può essere la periodicità, anche valutando se effettivamente ci può essere utile e a che cosa ci può portare. Io penso che potrebbe essere anche settimanale, però vedremo nelle prossime settimane. E il nostro RT invece per la valutazione ufficiale, diciamo, 1.1. Grazie, mi bastava così. Se non c'è altro, Salmaso. Il Presidente Zaia aveva più volte qui fatto capire che più che l'RT il Veneto chiedeva che si valutassero altri parametri di tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ospedalieri, e ci aveva detto che era stato istituito una sorta di tavolo parallelo per cominciare a modificare i 21 parametri. A che punto siamo? Stiamo andando avanti a Roma sotto questo profilo oppure no? Se voi avete, rispondo io, se voi avete visto, è stato inserito un articolo nel nuovo DPCM, l'articolo 56 mi sembra, che prevede, che era una richiesta delle regioni, che prevede quindi la rivisitazione e il tavolo tecnico, è un tavolo tecnico tra regioni, istituto superiore e ministero. Ci è arrivata ieri la comunicazione di individuare dei nominativi, poi non tutte le regioni, ma in Commissione Salute si deciderà appunto un tot di regioni, quindi deve ancora essere effettivamente costituito e iniziare a lavorare. È entrato con questo DPCM però. Quindi ci vorranno tempi lunghi, finiamo le scuole prima? Non lo so. Cioè, è quello il concetto di base. No, non lo so. Nel senso che noi dobbiamo individuare entro lunedì, dobbiamo inviare il nominativo per la regione Veneto e poi tra tutte le regioni si sceglieranno 3 regioni, penso significative, insomma di solito una al nord, una al centro e una al sud, che parteciperanno a questo tavolo. Quindi insomma inizierà a lavorare da settimana prossima, entro lunedì dobbiamo dare il nominativo, quindi io presumo che mercoledì, insomma metà settimana potrebbe iniziare a lavorare. In questo anche per quanto riguarda quel campione omogeneo di tamponi fatti in base alla popolazione, è passata questa proposta vostra oppure resta sempre Non mi sembra che su questa qui non ci sia stato un pronunciamento. L'ultima cosa tecnica, i 26 distretti scolastici sono quelli convenzionali, per cui da lì partita per il monitoraggio, poi si va nella singola scuola e sono i 26 distretti che fanno parte territoriali delle aziende USL, che sono quelli che dalla legge 19, poi vi ricordate con la legge 19 del 2016, 9 USL, 26 distretti, che sono un po' in alcuni casi, non tutti, perché le USL erano meno, le ex USL, la 15, la 16, la 17 per Padova, però ce n'erano poi di ulteriori, insomma sono 26 comunque. Ilaria Marchiori. Sì, dottoressa, mi scusi, solo un'ulteriore precisazione per quanto riguarda le scuole e il tracciamento. Lei prima ha detto con variante il provvedimento poi si potrebbe estendere a tutto l'istituto, però ha usato il condizionale. Allora, questo sarà da valutare in base a che cosa?
No, lo stiamo valutando, scusate, lo valuteremo in base anche alla situazione epidemiologica in cui insiste la scuola. Perché se ci troviamo in un contesto scolastico con anche un solo cluster di variante, però con un bacino di popolazione dove la circolazione del virus è molto alta, noi dobbiamo tenerne conto. Quindi l'insieme, la sovrapposizione delle due cose giustifica questo tipo di provvedimento. Quindi sarà fondamentalmente un'analisi fatta sui casi specifici? È un'analisi che considera i casi specifici in un contesto più generale, che è un contesto di distretto oppure in un contesto di provincia. Speriamo di non farlo in un contesto di regione, proprio perché vorremmo lavorare in maniera più mirata. Grazie. Bene, mi pare che non ci siano altre richieste, per cui per oggi chiudiamo qui. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie.